costeggia il mare blu, disegna i fianchi alla collina che piano piano si consuma e adesso non c'è più profonda nostalgia di ciò che non si ha, di quel che il tempo porta via, di dolce azzurrità, di storie senza poi, di quella acerba ingenuità che ci azzannava il cuore. Quando comincio io ero matta, do i numeri, sono agitatissima, oddio, le canzoni, insomma non è semplice fare il disco, insomma. Soprattutto se ci sei dentro come ci sono stata dentro io, quasi in maniera cantautorale, no? Produttiva, insomma Mario e io abbiamo lavorato insieme. Io ho voluto vari arrangiatori, vari musicisti, per cui è stato veramente un inferno riuscire a metterli insieme, perché gli orari, perché i giorni e perché poi uno entrava e quell'altro usciva, e ci sono anche stati dei momenti duri tra me e Arezzo, insomma, in cui non siamo arrivati alle mani, ma quasi. Comunque adesso l'importante è che questo percorso faticoso è finito nel senso migliore, cioè io e la Vezzi siamo felici. Mi ha invitato a suonare questo disco Ornella, è stato un incontro carino che, se riesco a raccontare in breve tempo, può essere interessante. Ornella è venuto al mio concerto, niente, ci siamo poi visti, ci siamo parlati, lei mi invitava a fare delle cose con lei, non si parlava ancora di disco, e abbiamo detto benissimo, un giorno ci vediamo, proviamo a suonare delle cose assieme, se funzionerà faremo delle cose, se non funzionerà saremo semplicemente amici ed ha funzionato. Questa fissazione, no? Che le donne vogliono essere rapite in modo psicologico anche, non solo fisico. E appunto, siccome non avevo il coraggio di passare alla scrittura, ho chiamato Giorgio Conte, ho detto tu vai a casa, torni a Asti, ma come? E mi scrive una canzone dove lei vuole essere rapita da uno che arriva di notte dal deserto col cavallo bianco, col manto, ma io non sono abituata, se tu vai a casa e la scrivi e la fai, e si chiama Rapisci. In ogni notte di luna sarò lì ad aspettare, devi venire di notte, queste sono le istruzioni, se però dovessi tardare non ti devi preoccupare. Cantare jazz non è quello che la gente pensa, cioè ci sono delle cantanti jazz insopportabili che continuano a fare scherzi e variazioni, quelle sono insopportabili. Il jazz è un modo di cantare molto interiore, ma molto semplice, non intendo quello lì no. Jerry lo conosco da 30 anni. La prima volta che l'ho visto era al Village Gate e lui era di una bellezza sconvolgente, suonava come Gesù, era bello, e questa amicizia poi negli anni siamo visti, conosciuti, finché ha partecipato al mio disco Uomini e questa volta è tornato. He's got such a great voice, great pipes, as the musicians would say. And I always enjoy her singing because she's always dramatic as well. She's a good musician and a great performer. What was the last lyric that you did? How did the lyric end before this? Before this tag? I'm going away because I don't want to hurt us anymore. It's so difficult to invent other words. For a letter that anyway doesn't change anything. My big love. Mio grande amore. Io ho detto a Mario, no, Milano no, perché io qui do i numeri. Avrei trovato un'idea, affittiamo una casa a Forte dei Marmi, una vecchia casa, ci mettiamo il banco nobile, ho fatto i conti, costa in fondo meno, così. Ottima idea. Se questo disco è gioioso è perché c'erano le finestre, cioè questi studi discografici dove tu stai 3 mesi in un sottosuolo non può portare che tristezza, cioè
il cantare, il lavorare dove ci sono le finestre, vedere le luci che cambiano, gli alberi, la luce, secondo me è fondamentale. 1, 2, 3, 4. No, così non va. Io cerco un uomo che mi dia l'eternità. Tu, coi baci tuoi, mi accendi ma non basta quel che resta, non mi basta assai, perciò vorrei. Io ho detto a Mario, l'unico arrangiamento che mi è piaciuto a Sanremo e ho allungato le orecchie era uno con la coda nera e lui mi ha detto Bob Rose vive in Italia, chiamalo, no? Bob Rose intanto detesta tutto ciò che è digitale, tutto ciò che è computer, ama solo la musica live e difatti i suoi arrangiamenti sono tutti live. Scrive benissimo i violini, li tiene in mano, li dirige bene, oltretutto è un tecnico del suono, un ingegnere del suono, quindi c'è una persona che sa molto bene il suo mestiere. Bob Rose è una persona che si è molto invece adattata al testo e al mio modo di cantare. Tu sei una cantante naturale, nel senso che io entro in sala e canto senza gorgheggiare a casa, sì, fantastico. I know Ornella from America. One of the few names in music outside of Italy that we know, being quite honest with you, is Ornella. Ornella has a reputation as being a very fine artist with very high standards. And so I thought this would be marvelous. She's kind of a legend outside of Italy. I don't know if you know that, but yeah. Very few people have the sound to their voice that is resonant, that is very full sound. Ornella has the capacity, the ability to take a phrase and stretch it. Io ho cominciato a pensare a questo disco nel Natale del 94, quindi leggevo tutto, poeti, per poi arrivare a fare delle canzoni. Ci ho pensato come da anni, non pensavo a un disco, e ho pensato che si doveva chiamare Sherazad. Non è un disco arabo, c'è solo una canzone che si chiama Sherazad, ma Sherazad è un archetipo femminile. Perché è un archetipo femminile? Il grande archetipo femminile. È una donna che salva tutte le altre donne usando la fantasia. Sono la rosa, la sola che c'è, e lui la sfiora e si innamora. Ne facciamo l'ultima volta. Pensate a una rosa che canta. Una rosa che canta io la vedo più. Invece che Io avevo dato da leggere a Mario Il Piccolo Principe. A lui era molto piaciuto. Io Il Piccolo Principe lo rileggo tutti gli anni, piango sempre. E nelle dediche che faccio agli amici scrivo Io sono la rosa. Ci ha sentiti ad un concerto proprio di musica classica che abbiamo fatto recentemente a Milano e sono piaciuti i bambini e quindi li ha voluti per questa incisione. Piccolina, che è una ninna nanna che io ho scritto per me e che l'altra sera ha fatto piangere una mia amica. Chi saprà tenere i miei segreti e non farne mai coltelli di parole? A chi darò la forza che ho di perdermi ancora? Buonanotte piccolina.
ti tira fuori un sentimento che tu hai dentro, hai elaborato negli ultimi tempi. Io non ho scritto le rime baciate, avevo scritto con Grazia e con Avogadro, due persone totalmente diverse. Grazia è veramente la pace, lo zen fatta persona, Avogadro invece è più nervoso, così. Avevo bisogno di parolieri che mentre Avogadro è proprio un paroliere che mi faceva la rima baciata, Grazia ti lascia andare, ti tira fuori, no? À l'époque de nos arrière-grands-parents, cet instrument était utilisé par des voyageurs et des porteurs de messages. Donc, comme le voyageur en question, le seul moyen de transport, c'était à pied. Et il devait marcher des miles, des kilomètres. Et pour l'accompagner, dans son sac, il mettait donc le lukeme. Et pendant le trajet, quand il était un peu fatigué, il prenait le lukeme. Donc c'est la raison pour laquelle cet instrument était surnommé le soulagement des douleurs, le painkiller. Parce que quand le voyageur commençait à jouer, tout de suite, il oublie la douleur et il peut continuer à marcher pendant les kilomètres et les kilomètres. Voilà. Un Dio si arrende dentro ad ogni stanza, il buio avanza, non ci si trova più, deserto sempre, vuoto di coscienza, in dissolvenza, il mondo viene giù. No, Riema fa parte di uno di quei cantanti della Real World che produce Peter Gabriel, che è un'idea straordinaria che raccoglie tutti gli etnici, no? E un amico mi ha fatto sentire questo disco, mi ha detto sentilo, io l'ho chiamato. Allora si è presentato questo re nero stupendo e che ha portato questo piccolo strumento che si chiama lukeme in Angeli No e poi ha fatto una vocalizzazione. Quello che è la contaminazione etnica è fondamentale. Oggi già che l'Occidente, cioè la musica normale, la musica diciamo sia leggera, ha bisogno di attingere dall'etnia, assolutamente. Angeli No è una canzone sugli orrori del mondo in generale. Siamo noi gli angeli. E no, ce ne sono alcuni sì e alcuni no. Ma qua ne ha portato Mario perché ha telefonato in America e ha detto voglio un ragazzo giovane, un bravissimo tastierista creativo e è arrivato Mario. Ornella è molto emotiva ed è forse la sua salvezza, perché questa emotività le dà un entusiasmo, come se fosse sempre la prima volta che affronta una cosa. Dopo, nonostante 30 anni di carriera, insomma. Mario è sicuramente un bravissimo produttore per le donne. Le sa far cantare, per esempio, le espreme, è bravo. Con le donne è molto bravo, ha sempre prodotto donne. Intanto gli piacciono molto le donne, questo è evidente, ma le produce bene. Far collimare i tempi, gli studi di registrazione, i musicisti che vanno e vengono, da Fresu piuttosto che Jeffrey Oriema, che Jerry Mulligan, eccetera, non è semplice. È un disco
che io ho condotto con grande desiderio, grande volontà, urlando, imprecando, arrampicandomi sui muri, prendendomela sempre con l'Avezzi, che all'inizio non capiva dove voleva arrivare, poi piano piano l'ha capito e ha apprezzato, adesso siamo molto felici tutti e due. È comunque anche soddisfacente, perché poi dopo guardate cose che poi le cose si assemblano bene, avvengono, si può fare anche questo. Il mio prossimo disco voglio che nasca dopo 3 mesi in cui sto chiusa con un gruppo senza avere un'idea di canzone. E lì nascono le canzoni, lì nascono i suoni, cioè cantante di un gruppo. So già come sarà e so già dove lo farò e con chi lo farò. E questo mi consola. No, così non va. Io cerco un uomo che mi dia l'eternità. Tu, coi baci tuoi, mi accendi ma non basta quel che resta, non mi basta, sai, perciò vorrei pensarci un po'. Mi piacerebbe tanto, sai, non dirti no. Tu, decidi tu, che dimensione dai. Direi che questo è un periodo della vita in cui mi incazzo, mi dispero, questo non cambierà mai. Però io mi diverto. Arrivati a questo punto io mi sto divertendo molto. I discorsi che tu fai, le frasi che oramai io già conosco, parole che non dici mai, che attendo e non mi dai, rassegnarmi sai, io non riesco. Stasera io vorrei volare il tetto, manca l'aria, non ti accorgi che questo abito da sera mi va stretto ormai. Inutile slacciarlo, sai, io forse solo riuscirei senza di te, che così non va. Io cerco un uomo che mi dia un'eternità. Tu, coi baci tuoi, mi accendi ma non basta, quel che resta non mi basta, sai, se non puoi cambiare più. Scendi le scale ed io vorrei salire su. Tu, decidi tu, che dimensione dare a questa storia che da troppo attende un cielo blu. Ed io non ci sto più, no, oh.